Sono 9 i comuni del litorale veneto che hanno aderito al progetto Turismo Sociale ed Inclusivo nelle spiagge. L'obiettivo era quello di rendere possibile la vacanza alle persone con disabilità. Sono state quindi messe in atto una serie di iniziative, dalla formazione degli albergatori all'assistenza in spiaggia per disabili, fino alla possibilità di effettuare uscite in barca a vela e facilitare i trasferimenti con mezzi di trasporto attrezzati. La bellezza di questo progetto è che siamo riusciti in tutti i 9 comuni della costa veneta, quindi parliamo di 25 milioni di presenze turistiche, a realizzare spiagge accessibili, spiagge accoglienti e a fare in modo che i turisti italiani o stranieri possano venire nelle nostre spiagge a passare una vacanza del tutto inclusiva, con tutte le risposte alle loro necessità anche particolari, per poter appunto tornare anche l'anno successivo. Oltre 627.000 euro investiti per rendere il litorale veneto inclusivo più lungo d'Italia. È un progetto che vuole rendere il litorale veneto il più lungo e il più accessibile d'Italia, il più inclusivo, quindi aperto a tutti, anche alle persone che hanno delle disabilità. Sono 39 milioni i turisti a livello europeo che hanno condizioni di disagio, sia motori che sensoriali, e che hanno diritto di poter andare in vacanza. È una scelta, spiega Caner, etico-morale, ma anche un'opportunità da un punto di vista economico. Quest'anno infatti, grazie al progetto, si è registrato un incremento del numero dei turisti che chiedevano questi servizi. Un bilancio insomma più che positivo. Oltre 9 turisti su 10 dichiarano la volontà di estendere questo progetto ad altre spiagge del litorale veneto o di riproporlo in queste stesse località a partire dalla prossima annualità. L'accessibilità è risultato il fattore determinante nella scelta delle località di vacanza da parte dei turisti. Il progetto verrà ampliato e potenziato.